Buon pomeriggio, ben trovati con un nuovo appuntamento di Trieste in diretta, pomeriggio che passeremo assieme a diversi ospiti e anche tratteremo diversi argomenti. Nella seconda parte infatti avremo uno spaccato relativo allo sport, al rugby in particolare con tre atleti del Veniulia Rugby Trieste. In questa prima parte invece siamo in compagnia della presidente dell'associazione Calicanto, Elena Giannello, che intanto saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli telespettatori. Proprio per parlare delle tante attività prossime a cominciare, quelle estive, diciamo prossime anche a concludersi, quelle invernali, in particolare con la collaborazione delle società sportive del territorio, ma poi ci sono diversi altri argomenti, Giannello, tra il 25° anniversario, sì, tra la Calicanto Band, insomma sicuramente non vi fermate mai e questo vi dà anche molto onore rispetto al fatto che nel tempo siete cresciuti e avete coinvolto sempre più persone e anche attirato molto apprezzamento anche fuori dai confini cittadini. Assolutamente sì. Questo è il nostro 25° anno dalla Costituzione, diciamo sono costituiti il 17 dicembre del 2001, quindi questa è la nostra annata in cui qualunque attività noi la festeggiamo ricordando gli albori di questa scommessa, di questo gioco, perché in realtà era una scommessa, un gioco, una provocazione, perché a iniziare dal nostro nome e da quello che proponevamo nel 2001, cioè proporre sport tra ragazzi abili e disabili, era effettivamente una cosa molto innovativa e molto particolare. Ora non lo è più, tanti hanno imparato, molto il servizio che viene dato a livello nazionale, però la culla di questo sport integrato, continuo a dirlo, è qui. In Trieste e Calicanto è l'anima di questa cosa qui e quest'anno noi facciamo festa ed è stato veramente un'annata che si è aperta con scoppiettante in mezzo a tante attività. Abbiamo nuovi progetti, uno dei più belli tra l'altro tra i tanti progetti ormai istituzionali, il giovane staff pieno di iniziative ha creato questo nuovo progetto che si chiama Oncour e ha messo in rete molte realtà associative sportive di Trieste con la pallavolo e con la pallacanestro e quindi ci tengo a ricordare questo perché molte sono le società che hanno imparato con i loro ragazzi a giocare o a pallavolo integrato, a calcio integrato, a pallacanestro integrata, pur essendo degli atleti agonisti, quindi è molto molto bello. Prima mi menzionava il San Luigi Calcio, sì, con i quali terminate tra poco le attività diciamo, dell'anno sportivo. Sì. E proprio gli atleti anche del calcio e delle altre discipline hanno partecipato a questo mix sportivo multidisciplinare. Multidisciplinare, innanzitutto il San Luigi Calcio è un'eccellenza sul nostro territorio triestino, quindi ringrazio la dirigenza, il presidente e tutti quanti perché con gioia avevano accettato questo tipo di proposta. E devo dire che i ragazzi che hanno partecipato, che sono tanti, sono veramente stati bravi durante tutto l'anno e lo hanno dimostrato come sintesi nella nostra giornata di Integralmente Sport, questa manifestazione di sabato scorso che abbiamo svolto presso il Palasport di Chiarbola. E in questa occasione questi ragazzi calciatori si sono cimentati in una pallavolo integrata la mattina, no scusate, pallacanestro integrata al mattino e pallavolo al pomeriggio. E devo dire che hanno dato prestazione, una performance sportiva veramente eccellente, ma quella che era la performance migliore è stata come sono riusciti a includere i ragazzi disabili e come tra di loro si sono relazionati tra abili. E sono queste delle immagini bellissime che sono state raccolte dalla vostra mittente e questa è la terza giornata di Integralmente Sport. La prima è stata dedicata il 30 di marzo ai giovani delle scuole medie inferiori, il 13 di aprile ai giovani delle scuole medie superiori e questa era rivolta al mondo adulto, istituzionale, privato, avevamo moltissima gente, 200 atleti, tutti quanti, a tutte le squadre veniva dato in prestito un ragazzo disabile della Calicanto, un atleta,
e diventava parte della squadra. Quindi gli educatori della Calicanto sì, davano supporto, ma limitatamente, perché le squadre dovevano vivere ciò che noi viviamo ogni giorno. Ed è stata una bella esperienza per moltissime realtà triestine, industriali. Avevamo la presenza anche del Consiglio Comunale di Trieste con questa squadra ormai nota mal comune mezzo gaudio hanno ottenuto anche un buon risultato, e quindi sì, ringrazio veramente tutti perché è stata una bellissima giornata. E i ragazzi del San Luigi Calcio hanno ottenuto anche il premio come il miglior giocatore, perché il miglior giocatore inteso anche come colui che è riuscito anche a integrare, includere ed accogliere e collaborare assieme agli altri. Quindi ecco, è stata una bella verifica per questi giovani. Ecco, lei prima in apertura ricordava il percorso per arrivare a un sistema ormai consolidato di sport integrato, Sì. che è passato però, immagino, attraverso diverse difficoltà nel tempo. Così? Sì, certo. Allora, era una iniziativa innovativa, sperimentale, e le difficoltà ci sono state. Ecco, quali sono state le barriere che avete Le barriere incontrato? più grosse sono state quelle culturali, la paura di accogliere e di capire che erano questi ragazzi disabili. La diffidenza, non si conosceva bene che cos'era la disabilità o vari tipi di disabilità. Poi tenga conto che nel 2001 non c'era ancora questa conoscenza, per esempio, di quello che era lo spettro autistico, era ancora in via di definizione questo tipo di difficoltà. E noi abbiamo incominciato con le nostre conoscenze, con la nostra professionalità, a educare, ad insegnare, a far sì che le persone imparassero a conoscere e a scoprire le capacità di questi ragazzi, che non erano solo difficoltà, erano delle grandi opportunità di crescita per tutti. E poi questo è avvenuto, quindi dall'iniziale diffidenza e paura siamo passati a quella che è invece una reale inclusione e soprattutto un'opportunità per tutti di capire che cos'è l'umanità. Ecco, nel vero senso della parola, non nell'umanità che molte volte purtroppo non si vede più sulle televisioni. Abbiamo menzionato prima il San Luigi, però l'aspetto proprio delle collaborazioni oggigiorno, anche prima lo era, ma forse oggi un po' di più anche per questioni di ristrettezza economica, questioni di ottimizzazione delle risorse, le collaborazioni permettono a tutti di trarre dei benefici, dal pubblico al privato, dall'associazione, dal volontariato, a chi si presta anche a come dire, impegnarsi in un ambito non suo, sport con cultura, con arte, con musica. È la chiave fondamentalmente quella di riuscire ad avere una rete e una ramificazione di rapporti che consenta a tutti di ottenere dei risultati. Certo, bisogna saper creare delle alleanze ecco. E a sottolineo bisogna sapere e saper creare delle alleanze. Per saper creare delle alleanze bisogna avere della professionalità, bisogna avere un progetto ben definito, degli obiettivi chiari, una finalità, dove voglio arrivare e come voglio arrivare, e con una forza lavoro alle spalle che sia altrettanto preparata professionalmente e che abbia chiaro qual è il progetto, cioè un progetto condiviso. Se io lancio un'idea come presidente, non rimane in me, la condivido con lo staff, riesco a trasmettere quelli che sono i valori, e questi valori poi condivisi all'interno dello staff noi li portiamo poi al di fuori del nostro team, alle famiglie, ai ragazzi e a coloro che poi vogliono sostenere la nostra associazione, ma non la nostra associazione, il nostro modo di vedere la vita, i nostri valori, la nostra visione di quello che è un futuro per i giovani, che sono in realtà il futuro dell'Italia, il futuro dell'Europa, perché sono i futuri adulti, abili e disabili, nessuno escluso. Tutti assieme. Giusto per capire anche e curiosare all'interno di quella che è la vostra realtà, come funziona anno dopo anno la programmazione delle attività? Cioè, la banalizzo, vi sedete attorno a un tavolo, vedete cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e magari da migliorare, o cosa introdurre di nuovo eventualmente per dare quel, diciamo, pizzico di novità che potete apportare in uno o più ambiti. Però
E dopo c'è il rischio di cadere un po' nel banale, di ripetersi e di non riuscire ad attirare. Come funziona? Giusto così per capire, per entrare un po' dentro il vostro ambiente. Ma allora, lei tenga conto che io esco dal mondo della scuola, Sì. quindi per me valutare e osservare sono Processi automatici. strumenti del lavoro, no? Strumenti dell'educazione, quindi per noi esiste una programmazione iniziale, una programmazione intermedia e una finale. È una valutazione, Ma questo non nega che alla fine di ogni allenamento noi ci autovalutiamo e valutiamo quelli che sono gli interventi fatti sul momento per migliorarli la volta dopo. La programmazione annuale inizia a maggio per l'anno successivo. Quindi ci siete adesso? Adesso sì, stiamo programmando per il prossimo anno a partire da settembre, quindi stiamo ragionando su come, ma siamo già avanti su quelle che sono le iniziative che andranno proposte a Trieste e anche a Monfalcone, perché voi sapete che noi abbiamo anche competenza sulla città di Monfalcone. Sì. Quindi stiamo già progettando il futuro, dopodiché una volta progettato questo si modifica in base a quelle che possono essere, chiaramente non gli orari delle palestre eccetera, però si modifica in base a quelle che sono le esigenze degli utenti e delle persone che partecipano a questa attività. Noi abbiamo una programmazione flessibile perché ci adattiamo a quelle che sono le necessità delle persone, giovani o adulti, perché abbiamo anche un comparto di persone adulte, perché i giovani crescono e questi poi chiedono una continuità di servizio. Di poter rimanere, certo. Certo, perché per poter crescere e aumentare le proprie competenze, le proprie capacità e mantenere le amicizie che abbiamo avuto quando eravamo piccoli, bisogna avere una continuità e questa continuità noi la offriamo anche alle persone adulte over 30 e abbiamo aperto da quest'anno una linea sperimentale di integrazione per le persone veramente adulte, di ginnastica per adulti tra abili e disabili, perché le persone che hanno dai 50 anni in su in realtà non è che abbiano vissuto nella scuola l'esperienza dell'inserimento e dell'integrazione o dell'inclusione della persona disabile. Negli anni che furono, perché non era così. Ancor più le persone che hanno dai 60 anni in più in su. E mettere insieme invece le persone che hanno un'età superiore all'età che le ho appena detto, assieme a delle persone disabili che ovviamente abbiano un'età superiore dei 50 anni, educa anche questi adulti a conoscere quelle che sono le difficoltà e magari anche condividere delle difficoltà, perché dopo una certa età purtroppo la macchina umana qualche volta si inceppa e quindi magari si riesce a capire quali sono le capacità residue e su dove dobbiamo lavorare e come valorizzare quello che siamo ancora in grado di fare. Passiamo adesso alle attività estive. Un calendario molto fitto, no? Cominciate a breve, avete molti appuntamenti, anche la Calicanto Band mi ha detto ha un calendario pieno fino a febbraio, me lo diceva poco fa, ed è anche richiesta fuori regione. Sì. Beh, allora noi abbiamo le modalità, la modularità dello sport che è quella che ci contraddistingue, però essendo un'associazione di promozione sociale abbiamo anche una parte ricreativa, sociale e musicale e anche lavorativa. La Calicanto Band è un gruppo, non è più una band, la chiamiamo band, ma è veramente un'orchestra ormai composta da ragazzi abili e disabili che suonano in maniera eccellente. Il giorno 11 di giugno presso la Sala Luttazzi a Trieste in Portovecchio c'è il concerto finale, organizziamo il concerto finale in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste, con la sezione jazz e il maestro Rubegni. I ragazzi si stanno esercitando presso il conservatorio in questo periodo e so che sono molto impegnati. E questo è praticamente la conclusione dell'anno accademico, dell'anno musicale, dell'anno 2025-26. Però la Calicanto Band ha in calendario ormai concerti programmati fino a febbraio 2027, richiesti su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. E il 26 di giugno siamo stati invitati dal ministro Locatelli, ministro della disabilità, a Rimini all'Expo a suonare Calicanto sotto le stelle, quindi un gruppo di 15 ragazzi si esibirà su questo palco nel porto di Rimini. Siamo molto, molto contenti di questa performance che andremo a fare. Non male.
Quindi sì, è un grosso, è un bel gruppo, è un modo diverso e più anche completo di fare inclusione. Inclusione si può fare attraverso lo sport, si fa in 1000 modi. Certo, Musica e sport sono linguaggi universali che aiutano a far conoscere i ragazzi, a farli collaborare, a integrarli e quindi includerli. Mentre per quanto riguarda l'estate lei ha un foglietto pieno di appuntamenti e di attività. Allora, diamo giusto una panoramica. Una panoramica. L'estate di Calicanto è un'estate estremamente ricca. Noi nel nostro 25 anni di attività abbiamo sperimentato molte cose. Nel 2004 eravamo partiti con un summer camp integrato che è durato fino al 2016, dove si dava un servizio di 2 settimane, di centro estivo di 2 settimane tra ragazzi abili e disabili al termine della fine della scuola. E le cose come iniziano anche finiscono, e poi come abbiamo finito il summer camp integrato, abbiamo detto però bisogna trovare qualcos'altro che possa interessare i ragazzi abili e disabili, ed è nato il Calicanto on the Road. Siamo partiti con 1 settimana di attività sul territorio di Trieste per far conoscere i giovani la nostra città, perché molti ragazzi non sanno degli angoli molto particolari dove si può fare sport, dove si può camminare, dove si può andare al mare. Quindi siamo partiti silenziosi, un po' timorosi, anche se entusiasti. E poi abbiamo detto, ma proviamo ad andare a vedere che cosa succede nell'Isontino, ma vediamo che cos'è il Friuli Venezia Giulia. Ora daremo un servizio di 7 settimane, ogni giorno un'attività diversa nella regione Friuli Venezia Giulia. Trieste in particolare, perché ovviamente partiamo da qui. La prima settimana, quella dal 13 al 20 di giugno, saremo a Lignano Sabbiadoro con il progetto Calicanto Blu, una vacanza autogestita dai nostri ragazzi totalmente. Quindi integrazione si fa tramite lo sport, è importante il lavoro integrato, è importante vivere insieme in appartamento. Però tutto questo può nascere anche da una vacanza integrata. Quando io organizzo una vacanza con degli amici e sto bene, mi diventa più facile poi essere inserito nel mondo del lavoro, essere inserito in un appartamento, ed è per loro un momento di relax, però condiviso, formativo, sì. Educativo, saper organizzare la casa, la pulizia, i tempi per giocare, per andare in spiaggia, per trovare il momento per andare in discoteca, e se piove che cosa facciamo? Devono trovare una soluzione a tutto, fare la spesa per 20 persone, cucinare per 20 persone, non sono cose semplici, e posso dire che le famiglie come feedback ci dicono che al rientro ragazzi abili e disabili finalmente si autogestiscono la propria camera, che non è poco, e riescono anche a organizzare le colazioni alla mattina per mamma e papà. Quindi proprio servizio completo. Servizio completo. Visto che molto spesso è dagli errori che si riesce a trovare un miglioramento e anche un modo per modificare e cambiare, fra i feedback di cui parlava lei, c'è qualcosa che è stato invece sollevato come magari un problema ovviamente costruttivo da poter risolvere, vi ha permesso di cambiare approccio anche solo organizzativo, intendo dire? Si pensava che una località fosse migliore di un'altra, che un'attività fosse migliore di un'altra, cioè nel percorso quante volte vi siete trovati davanti a una criticità, ma grazie al fatto che comunque c'è stato un feedback a riguardo, siete riusciti a correggere per fare in modo che poi non ci fosse più? Quando si programma nel nostro team, si programma sperando ovviamente che vada tutto bene, perché è normale. Vabbè. Poi quando si trovano degli errori, innanzitutto sul momento si risolve, perché siamo abituati a lavorare in emergenza e quindi riusciamo a dare soluzioni in emergenza, anche di entità importante. Non faccio esempi, però
ci siamo trovati, ci troviamo spesso a risolvere questi problemi, quindi e questo dato, dare soluzioni vuol dire essere capaci professionalmente di trovare soluzioni immediate, quindi flessibilità e competenza. E poi negli anni abbiamo testato delle attività che sono più gradite e meno gradite. E quindi abbiamo modulato in base a quelle che sono anche le richieste. Abbiamo incrociato le richieste con le difficoltà e con le criticità e con le positività. E ne è venuto fuori in questo momento 7 settimane di attività estremamente interessante, dove collabora anche tra l'altro la Regione Friuli Venezia Giulia in 4 uscite. Abbiamo un mandato da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, turismo accessibile, in collaborazione col CRIBA. Noi andremo a testare dei posti in Friuli Venezia Giulia sull'accessibilità. Okay. Andremo alle Pozze Smeraldine, andremo a Tremonti di Sopra, e andremo sul Monte Mataiur, nel rifugio Pelizzo, a vedere quanto siano accessibili queste destinazioni. E poi queste saranno destinazioni che verranno inserite in base a quelle che sono le nostre osservazioni sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi una grande responsabilità ma anche una grande curiosità di riuscire a fare bene per noi, ma soprattutto per quelli che verranno dopo di noi e che proveranno i percorsi che noi testeremo. Quindi fate un po' da apripista rispetto a certe zone che magari oggigiorno voi per primi potete dire qui c'è un problema. Esatto, qui c'è un problema, oppure qui c'è un bel posto dove poter venire e potersi divertire. Parlando di cose belle, quest'anno ripetiamo a Cividale un'esperienza con i rapaci. Era piaciuto tantissimo ai ragazzi, quindi con i falconieri, e quest'anno torniamo perché i ragazzi erano talmente tanto entusiasti che volevano ritornare, ed alcuni che non sono riusciti ad essere presenti quest'anno vogliono esserci e vogliono essere assieme ai ragazzi. Ad osservare le stelle, per esempio, un'altra attività interessante. Di Margherita. Esatto, andiamo a vedere anche cultura, questo, è cultura, e poi non è solo cultura, poi si esce, si va a cena, oppure si va a cena prima, oppure si va a cena dopo, o prima si fa l'aperitivo come tutte le persone al mondo e poi si va a cena. È un modo di stare assieme e di osservare le stelle. Insomma, sì, non è niente di speciale, non esistono persone speciali, tutti siamo speciali, io e lei, chiunque. Io credo che l'umanità è speciale, però bisogna saperla valorizzare. E quindi è quello che noi in Calicanto cerchiamo di fare nel nostro piccolo ogni giorno. 7 settimane sono un bel risultato. Sì, sono tante settimane. Coinvolgiamo anche territori al di fuori del Friuli Venezia Giulia, e abbiamo una puntata in Veneto e poi abbiamo una puntata anche in Croazia. E poi facciamo una cosa bellissima, io credo, un rafting trekking nel fiume Natisone. Si cammina con dotazioni particolari che vengono fornite dall'associazione che ci accoglie, però ecco, camminare dentro l'acqua, sui sassi, deve essere un'esperienza molto molto bella, così come a Barcola i ragazzi si tufferanno nel Golfo di Trieste assieme ai cani di salvamento, grazie ad una collaborazione che abbiamo con un'associazione che proprio per mestiere fa, come volontariato ovviamente, addestra i cani da salvamento. Quindi i nostri ragazzi avranno la possibilità di tuffarsi assieme a questi Golden Retriever e giocare assieme a loro. Li conosciamo bene, abbiamo spesso avuto ospiti nelle nostre trasmissioni. Ultimo mio accenno, che dopo dobbiamo andare in chiusura, sono i 25 anni. Prima ci aveva in apertura dato il quadro di quelle che è l'attività. A dicembre ci sarà una grande festa. Sì, ci stiamo preparando, stiamo programmando già da diversi mesi, e adesso bisogna essere veramente molto più efficienti nel chiudere, perché la grande festa noi la stiamo organizzando per il 3 e il 4 dicembre. La Calicanto Band aprirà i festeggiamenti con un concerto, sempre in collaborazione con il Conservatorio Tartini, che ringrazio, il dottor Lottor Lontano e il maestro Rubegni, che sono persone stupende, che ci danno un supporto meraviglioso.
E poi non voglio svelare quello che faremo, però saranno 2 giornate intense di riflessione, di approfondimento e di presentazione, perché ci sarà anche una presentazione importante. Vedrete, Va bene. sarete invitati ovviamente, e quindi conoscerete il nostro programma. Grazie Elena Giannello, Presidente dell'Associazione Calicanto, e complimenti per tutte le attività che mettete in campo durante la stagione estiva, ma anche durante tutto l'anno d'inverno con lo sport, la musica e altro ancora. Grazie e una buona serata. Grazie a voi. Ci fermiamo per qualche minuto, torneremo tra poco. Ben ritrovati con Trieste in diretta. Come anticipato, in questo spazio abbiamo un argomento rilevante, quello sportivo, con la società Veniulia Rugby Trieste. Vi presento gli ospiti, come vedete sono in 3, comincio dal capitano della Veniulia, Giacomo Boltar, ben trovato, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Bernardo Miccoli, seconda linea della squadra della Veniulia e Rugby Trieste, buon pomeriggio anche a te. E Riccardo Orso, accompagnatore del team della squadra di rugby della città, ben trovato. Buon pomeriggio. Avete un importante appuntamento questa domenica con una partita che può valere la Serie B, ci sono diversi incroci, diversi meccanismi anche rispetto ai risultati che vi possono premiare subito o vi devono rimandare a un altro appuntamento, ma lascio dire a voi, comincio dal capitano anche per questioni di merito eventualmente o di rilievo all'interno della squadra, ovviamente senza nulla togliere agli altri, ci mancherebbe, era giusto per dire. Giacomo, per intanto fare un passo indietro rispetto alla partita che avete già giocato in casa contro il Selea, una vittoria importante che vi ha proiettato infatti a questo passaggio, diciamo, che vi vedrà protagonisti domenica. È andata bene, insomma. Sì, è andata bene, è stata una partita molto tosta perché siamo partiti col piede sbagliato, perché dopo 15-20 minuti ci siamo trovati sotto col punteggio per 19-0. Forse un po' complice anche il fatto che era una partita importante, era una partita decisiva per la stagione, e forse sentivamo un po' la tensione, la pressione dell'importanza della partita. I primi minuti veramente non c'eravamo con la testa, abbiamo commesso veramente tanti falli, tanti errori e abbiamo lasciato giocare Silea, che comunque era una delle favorite per il salto di categoria, l'ha dimostrato più volte durante la stagione. E dopo, col proseguire della partita, diciamo, è venuta un po' fuori la caratteristica nostra principale, che è stata quella che ci ha guidato un po' tutta la stagione, ovvero qualsiasi cosa accada durante la partita, cercare sempre di dare il massimo fino alla fine. Abbiamo chiuso il primo tempo sotto per 22-7, comunque stavamo perdendo 22-7, e dopo il secondo tempo siamo un po' rinati, possiamo dire, e abbiamo iniziato a giocare noi, a comandare noi la partita, finché appunto a 5-10 minuti dalla fine siamo riusciti a segnare la meta che ha scavalcato nel punteggio il Silea e a portare a casa il risultato. E avete anche festeggiato, perché ho visto un video con anche il sindaco con voi a fine partita che esultava per questa vittoria, 35-32 risultato come ha detto il capitano. È stata una questione di testa, Bernardo, per riprendere la partita, no? Al secondo tempo. Sicuramente, come ha già detto il capitano, siamo entrati in campo con una tensione eccessiva, giocare in casa, giocarci la stagione in 80 minuti. Abbiamo una squadra molto giovane e sicuramente la pressione si è fatta sentire, non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco nei primi appunto 20 minuti, complice anche un'ottima partita del Silea. I primi 25 minuti non hanno sbagliato niente, sono stati veramente molto bravi, gli va dato atto. Poi ci siamo ritrovati nei nostri punti di forza che ci hanno contraddistinto in tutta la stagione e siamo riusciti a emergere come gruppo. La forza secondo me di quest'anno rispetto magari a annate passate, siamo molto più una squadra, ci affidiamo meno alle individualità
e questo essere un gruppo, essere una squadra è quello che ci ha portato a rinascere nel corso di questi 80 minuti, ecco, una rinascita sportiva. Poi ribaltare le partite vuol dire anche mettere l'avversario nelle condizioni di dover subire la foga dell'avversario che ci crede, perché poi ovviamente lo scoramento arriva nel momento in cui cominci a incassare, come diceva anche Giacomo, i colpi che ti mandano sotto già all'inizio, c'è il rischio di chiuderla lì la partita, cioè che i primi colpi 1, 2, 3 ti mandano a tappeto e che quindi l'avversario possa vivere in qualche modo, fra virgolette, di rendita di un inizio spumeggiante. Riprenderla capovolge tutto, cioè l'avversario dice adesso ci stanno loro sotto, se poi io mi metto poi in difesa, prima o poi ne esco sconfitto. Insomma. No, guarda, io ho cominciato la partita in panchina e sei dalla panchina e senti una pressione perché sei fuori, non puoi fare niente, non puoi aiutare i ragazzi. Guardavo i ragazzi che hanno cominciato la partita in campo e non ho mai visto, anche sul 19-0, negli loro occhi, non li ho mai visti sconfitti. E poi siamo riusciti, appunto, come dicevi tu, a mettere magari un aspetto fisico, un impatto un po' più energico, sì. E quando sono entrato, che dal campo hai un'altra prospettiva, no? Ho visto che i loro occhi erano diversi dai nostri. Noi non siamo mai stati battuti, loro hanno subito questo rientro. È stata una grande giornata sportiva, ecco. Riccardo, è stata una stagione importante perché l'avete chiusa per primi. Allora sì, diciamo che comunque bravi, veramente complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato fino all'ultimo di non voler mollare. Il motto che comunque rappresenta la nostra società e che ci rappresenta di più è appunto mai mollare. I ragazzi l'hanno espresso nel migliore dei modi all'interno di questa stagione, in tutta la loro stagione, partendo anche semplicemente da questo confronto costante con Onsilea che ha iniziato comunque la stagione per la gran parte della stagione da imbattuti. Sembravano loro e sono sembrati loro fin dal primo minuto la squadra da battere. Noi abbiamo sempre tenuto la testa bassa, lavorato, continuato a veramente con umiltà a lavorare. Bravissimi i ragazzi, soprattutto nell'ultima partita, a portarli via questo primo posto. Può sembrare banale, ma comunque un primo posto, presentarsi come la squadra da battere di quel girone è veramente importante. Onsilea che comunque è venuta da noi a febbraio in casa, è stato uno scontro molto duro secondo me per loro, perché comunque erano sempre i primi e si sono ritrovati con noi Vegnulia Regui Trieste da secondi a dargli comunque uno scontro molto forte. Adesso non mi ricordo esattamente il punteggio, 36-14 mi sembra. Comunque un gran distacco, possiamo dire effettivamente. E dopo abbiamo avuto lo scontro con Conegliano, comunque anche là scontro difficilissimo, vinta all'ultimo di veramente pochi punti, se non sbaglio addirittura un punto. Sì, 22-21. Ecco. Un'enciclopedia della stagione, lo giustamente. Ho una buona memoria. Quindi già là quando abbiamo vinto Conegliano è stato veramente importante chiudere con l'ultima, con una vittoria di circa 80 punti. 81-12. Esatto, no? 81-12, chiuderla... Patavium. Sì, Patavium. Chiuderla da primi grazie a un risultato diverso negli altri campi, molto molto importante, ma devo dire la verità, bravi ragazzi. E vorrei aggiungere solo una cosa sulla partita di domenica. Veramente tanti complimenti, ma per il semplice fatto che non è mai stato un loro sopra, noi sotto, noi sopra. Cioè c'è stata una situazione in cui dagli spalti veramente pieni di gente, pieni di bel tifo, poco tifo veramente contro, un tifo costruttivo e un tifo soprattutto che era là per sostenere i ragazzi dal primo minuto all'ultimo minuto. C'è stata una situazione in cui stavamo risalendo a livello di umore e abbiamo comunque preso una meta contro una situazione del genere. La maggior parte delle squadre in una disciplina sportiva ti butta giù di morale definitivamente. I ragazzi non l'hanno fatto, non hanno mai mollato e hanno continuato a combattere e l'hanno ripresa ulteriormente. Molte emozioni, devo dire la verità, certo. Trasmette ancora molte emozioni. Ma si percepisce. Giacomo, Montebelluna Rugby 1977, che squadra è?
Allora, è una squadra che le scorse stagioni avevamo affrontato, quest'anno non ci siamo mai confrontati contro di loro perché loro erano nell'altro girone. È una squadra che comunque ha fatto buoni risultati. Adesso loro hanno fatto 15 partite come noi, hanno fatto 13 vittorie e solo 2 sconfitte, e comunque le sconfitte che hanno fatto hanno perso di poco. È una squadra fisica, è una squadra che comunque si è rinforzata un po', complice anche la zona geografica che li aiuta, perché comunque sono in provincia di Treviso e sappiamo che Treviso insomma, si vive di certo, rugby, in Veneto, in quelle città si vive di rugby. Sembra anche che qualche giocatore delle società limitrofe sia andato a giocare quest'anno col Montebelluna, a rinforzare un po' la rosa. Insomma, sì, sembra una squadra comunque tosta, sarà una partita molto, molto complicata. Loro hanno già giocato contro Silea, sono andati a vincere in casa del Silea a inizio maggio, la prima partita di playoff, e hanno vinto 20-25. Quindi bene o male sappiamo che sarà una partita tosta, sarà una partita da giocare fino alla fine, come è stata anche quella contro Silea. Oltretutto hanno il favore di giocare in casa. Esatto, sì, perché appunto questi playoff era una specie di triangolare, certo, dove ogni squadra giocava una partita in casa, una in trasferta. Noi la partita in casa l'abbiamo già giocata e dobbiamo andare là da loro. Non sarà facile, ovviamente, ma insomma in settimana ci stiamo allenando bene, i ragazzi sono pronti, li vedo super carichi, super pronti, e forse anche il fatto di giocare in trasferta magari ci caricherà ancora di più andare a giocare in trasferta là da loro. Poi sicuramente l'entusiasmo ricevuto dall'ultima partita è un'arma in più, insomma, Sì, possiamo dirlo senza mezzi termini. Penso proprio per il motivo che ti dicevo prima, che siamo una squadra giovane, aver rotto il ghiaccio, aver imparato cosa vuol dire giocare una partita con così tanto in palio, in vista della prossima magari ci aiuta. Poi, come diceva già il capitano, giocare fuori forse toglie un po' di pressione, giocare davanti al tuo pubblico, vuoi dimostrare, vuoi far vedere cosa è crei stata... aspettativa, certo. Ma insomma io sono molto positivo. Penso. Quali sono secondo te, Bernardo, le chiavi di questa partita? Cioè avete già assaggiato contro Silea un inizio difficile, no? Come è stato detto prima nel racconto del match. È chiaro che non si possono fare previsioni perché si può mettere in qualunque modo, però magari un'impostazione di come cominciarla ce l'avete già. Sì, allora, la cosa peggiore della partita scorsa, abbiamo cominciato facendo tantissimi falli, Ok. che nel rugby poi magari è diverso dagli altri sport, brevemente. Sì. Il fallo cosa fa? Garantisce all'altra squadra un calcio e il calcio sposta il gioco territorialmente, e il gioco territoriale è l'80% del gioco del rugby. E quindi cominciando facendo meno falli, cercando di non farli giocare in attacco, sarà fondamentale, anche perché abbiamo una difesa molto solida, sia nei tre quarti che nel pacchetto di mischia, quindi se riusciamo a non far falli e non portarli nella nostra metà campo sarà sicuramente fondamentale. Ecco, tu sei seconda linea, Sì. Per anche chi non è esperto del vostro sport, che ruolo è la seconda linea? Allora, la seconda linea nel pacchetto di mischia, che sono i numeri che vanno dall'1 all'8, ci sono i primi 3 giocatori che sono la cosiddetta prima linea, che nelle mischie chiuse, diciamo nelle situazioni di gioco statiche, vanno a contatto con la prima linea avversaria. Le seconde linee sono subito dopo le prime linee, si inseriscono tra le gambe delle prime linee e forniscono la spinta per conquistare il possesso dell'ovale nelle fasi statiche. Okay. Poi nel gioco aperto ognuno cerca di fare più o meno tutto il lavoro. È chiaro che ci sono diciamo dei canali, delle posizioni da rispettare, idealmente, però quando è gioco aperto ognuno è responsabile del campo in maniera uguale. Chiaro. Riccardo, a livello anche di preparazione come accompagnatore, attraverso anche poi il ruolo dell'allenatore, cos'è importante
passare a questi ragazzi in vista di domenica a livello mentale, se non a Secondo livello me- fisico anche, magari qualche preparazione specifica? Tutto quello che loro hanno dimostrato in questo momento, cioè fino a questo momento, li porta a quello che sono e loro devono semplicemente esprimere la squadra che sono, tranquillità di testa e riuscire veramente a esprimere al meglio tutto quello che hanno fatto e pensare a tutto l'impegno che hanno appunto dimostrato fino a questo momento qua e pensare che arrivati a questo punto non è assolutamente l'obiettivo raggiunto, ma è semplicemente un punto di partenza, diciamo. Dopodiché, ripeto, a livello di richiedere ai ragazzi cosa fare in più, non direi granché, perché alla fin fine tutto quello che hanno fatto è quello che, come il modo in cui hanno costruito questa stagione, è quello che dobbiamo rappresentare. Noi dobbiamo rappresentare la stagione che è stata, punto. Un detto, diciamo, un po' gergale nello sport è che un buon allenamento è mezza partita vinta, almeno così io mi sentivo dire in passato. I risultati evidentemente premiano anche il lavoro fatto nell'anno. Assolutamente, assolutamente, il costante lavoro, il costante impegno, comunque diciamo è comunque uno sport in cui ti dedichi veramente tanto, non ricevi tanto in cambio. La nostra grande fortuna è che tutto quello che riceviamo lo abbiamo, oltre che dall'esterno, perché comunque c'è tanta gente che ci sostiene fortunatamente, ma anche dal gruppo. Cioè noi ci sosteniamo veramente tanto internamente e riconosciamo molto fra di noi ed è questo secondo me quello che porta a quelli che sono i risultati. Oltre ovvio l'impegno, il sudore non mancherà che è mai. innegabile, certo. Come te la vivi tu da fuori, fra virgolette? Malissimo. No, allora diciamo per esempio domenica li ho visti male all'inizio, mi è dato un po' fastidio, però ho percepito anche il motivo per cui sono partiti così. È stata veramente una bellissima giornata, veramente tanta gente, sentivo la pressione io, mi tremavano le mani e io gestivo semplicemente l'impianto audio e dovevo gestire un minimo gli arbitri e queste cose qua e sentivo la pressione. Posso immaginare che dei ragazzi, abbiamo una squadra che avranno un'età media di circa tra i 26 e i 27 anni, forse anche 25. Ok. Questi ragazzi qua, gestire un pubblico del genere deve essere veramente difficile. Non nego che ho tirato 2 pugni di rabbia contro le transenne, però cioè, fa tutto parte del gioco, è tutto parte della partita bellissima che è Sono stata. sicuro che si sono fatte più male le transenne in quel momento. Non Data lo la so, adrenalina. allora, sicuramente non percepivo, No, non certo, percepivo il dolore. Giacomo, facciamo un po' il film della stagione vostra di quest'anno. Sì. Beh, diciamo che per quanto mi riguarda, secondo me il gruppo e la squadra ha avuto veramente una grandissima crescita da fino agosto, settembre che abbiamo iniziato fino ad adesso. Siamo partiti appunto, come ha detto prima Bernardo, siamo partiti, la cosa principale che ha fatto la differenza quest'anno è stato proprio il fatto di creare una squadra, un gruppo unito, non solo dentro il campo ma anche fuori. Ecco, infatti poi volevo arrivarci anche a questo. Diciamo che appunto pian piano, allenandosi, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, siamo migliorati sempre di più, sia a livello individuale ma anche e soprattutto come squadra, come collettivo, ed è questo che secondo me ha fatto la differenza. E poi un'altra cosa che forse è anche cambiata rispetto agli anni scorsi, secondo me, è stato sapersi rialzare dai momenti difficili, perché abbiamo avuto la sconfitta a dicembre proprio contro il Silea, ma poi anche altre 2 sconfitte che potevano comprometterci la stagione. Una è stata a fine gennaio contro il Villorba. Sempre Treviso, la vicina. Sì, esatto, dove veramente abbiamo giocato parecchio, eravamo parecchio in difficoltà, e, insomma abbiamo fatto una partita un po' così e loro hanno portato a casa la partita. E il mese dopo anche abbiamo perso il derby contro il Pasian di Prato, che è in provincia di Udine. Però secondo me anche la svolta di questa stagione è stata, dopo questi momenti qua, che magari queste sconfitte potevano darci qualcosa di negativo, sì, sì. di far cadere il morale della squadra, di creare malumore all'interno del gruppo, e invece magari domenica perdevamo la partita e martedì ci ritrovavamo ad allenamento
e pensavamo subito alla partita dopo e a lavorare per tornare a essere la squadra che siamo. Questo è segno di un gruppo affiatato. Volevo tornare su un aspetto che aveva evidenziato prima Riccardo, cioè la pressione che evidentemente si può subire in partite dove hai pubblico, dove hai aspettative, dove hai un risultato forse da dentro fuori. Il giocatore riesce a entrare in qualche modo in una sua bolla, secondo te? E isolarsi anche da quello che può essere la pressione esterna? È estremamente soggettivo, penso. Ok, beh sì, è giusto, è vero. Io personalmente vivo proprio ho una visione quasi coi paraocchi, cioè per me non c'era nessuno Ok, non c'è nessuno all'impianto. Poi sicuramente in generale ti dico che sono più i ragazzi che hanno sentito la pressione di quelli che no. Ma questo fa parte secondo me anche dell'età e dell'esperienza. Io purtroppo, per fortuna, sono uno dei vecchi e ho imparato a gestire queste cose. Non è sempre stato così. Però sì, lo impari, è una cosa che impari. Per te com'è stata invece? Sei riuscito a come dire, rimanere concentrato oppure la pelle d'oca ogni tanto arrivava? Ma no, allora non nascondo che magari prima della partita un po' appunto l'emozione c'era, però dopo in realtà quando entro nella partita anch'io cerco di estraniarmi da quello che c'è fuori. Mi ricordo anche mia mamma che mi ha detto: "Ah, ma hai sentito che ho urlato?" Ho detto no, non ho sentito. No. Ah, c'eri? O anche mio papà, che spesso anche lui è uno che urla così, non ho sentito niente, insomma io mi sono concentrato sulla partita e tutto. Poi dopo io anche ogni tanto durante la partita devo anche concentrarmi per quanto riguarda la gestione con gli arbitri. Se c'è qualche problema, qualche fallo di troppo, così l'arbitro viene a parlare con me. Insomma, quindi devo essere attento e concentrato anche per quell'aspetto là. Cioè, sei un po' diplomatici in qualche maniera. Esatto. Non troppo forse. No, oppure non sempre si riesce. Sì, esatto. Vabbè. Non sempre, però bisogna sempre mantenere la calma. Riccardo, da un punto di vista di preparazione, di percorso che avete fatto in questa stagione, sono state partite in cui avete avuto la possibilità di disporre di tutti, avete avuto inciampi da un punto di vista atletico, fisico, di preparazione, ritardi, troppo poco riposo, cioè come è stata gestita a livello di allenamento e di preparazione? Sicuramente ci sono state delle mancanze di alcuni giocatori, però non lo so, cioè nel senso non mi andrei a concentrare più di tanto su quello che abbiamo perso, su quello che avremmo potuto fare con quei giocatori là. Mi concentro più, almeno se vedo nel complesso la stagione, se vado a guardare nel complesso la stagione, vado a vedere effettivamente i giocatori che ci sono stati, quelli che comunque si sono recuperati, e soprattutto quanto è stato dimostrato fino a questo momento. È normale che in una stagione, soprattutto nello sport che pratichiamo, cioè io non pratico più, però che praticano loro, cioè, e che comunque pratichiamo, vai a perdere comunque dei giocatori. Sono normali degli infortuni, possono essere grandi infortuni, piccoli infortuni, ma li metti già in conto all'inizio della stagione. Abbiamo avuto comunque la fortuna o la sfortuna, dopo dipende a seconda della persona, anche là è soggettivo, di avere delle pause, perché comunque abbiamo avuto 3 settimane di pausa, puoi recuperare 6 giocatori, però allo stesso tempo puoi anche perdere testa, però anche questo, almeno per come è andata domenica, non mi sembra che sia accaduto. Io non so come siete messi a livello di scaramanzia, visto che comunque vi giocate un risultato importante, quello della Serie B, quindi non so fino a quanto spingermi guardando in avanti, perché immagino che siete concentrati su domenica e di altro non ne volete parlare, non lo so, poi è anche personale questo. Allora, risposta proprio per me, proprio base, piena fiducia nei ragazzi. Risposta: se usciamo da questa stanza, credo che sono là che faccio le corna, però sì, no, diciamo che di base da fuori deve venire piena fiducia, ed effettivamente c'è piena fiducia e basta, però dopo il fatto comunque gira. Certo, no, me lo domandavo fra me e me anche per capire se si voleva già affrontare un discorso un domani, come bisognerà strutturarlo, il gruppo, come bisognerà affrontare un palcoscenico diverso, però ripeto, non voglio che dopo uno dice l'ho godito Tele 4 e quindi adesso ti è... No, è un discorso che si può affrontare, ma io penso che è un discorso che va fatto a livello societario. La società sta lavorando in maniera ottima, tra l'altro ci sono 2 società, a Trieste c'è anche
oltre al Vegnulia c'è il Rep che fa per adesso solo attività giovanile, tra l'altro lavora in piena sinergia col Vegnulia, quindi bisogna investire sul territorio, ma è un discorso societario. Noi come gruppo prima squadra penso che i giovani, diciamo, chi è entrato in prima squadra quest'anno abbia trovato un gruppo aperto, disponibile, assolutamente super disponibile a integrare i giovani, anche a dargli minuti importanti. Penso abbiamo 3-4 giocatori in ruoli chiave che vengono dalle giovanili quest'anno. Quindi penso che come gruppo noi non abbiamo nessun problema. Le società stanno lavorando bene. È chiaro che in questo momento, non avendo delle grandi strutture nel centro cittadino, è difficile anche per i genitori, no, portare su... Sì, creare coinvolgimento. Però come si vorrebbe. Siamo positivi, le società lavorano e questo... La pensi? Sì, sì, no, sul discorso che facevi prima, io penso che dobbiamo concentrarci, noi come giocatori, assolutamente concentrarci su domenica. Okay. Poi quello che sarà dopo ci penserà la società e dopo si vedrà, insomma. Noi adesso dobbiamo vivere il presente, domani abbiamo l'ultimo allenamento, preparazione per la partita e poi dopo domenica si va a Montebelluna e dobbiamo focalizzarci solo su quello. Perfetto, assolutamente d'accordo anche nel guardare, diciamo, agli obiettivi man mano che si presentano. Dobbiamo chiudere, ringrazio tutti e tre, vi prendo i nomi li so, i cognomi magari me li dimentico. Giacomo Boltar, capitano della Veniulia Rugby Trieste, Bernardo Miccoli, giocatore seconda linea sempre della Veniulia Rugby Trieste, Riccardo Orso, grazie, accompagnatore del team della Veniulia Rugby Trieste. In bocca al lupo. Grazie mille. Ci fermiamo qui per questo appuntamento di Trieste in diretta, grazie per averci seguito e una buona serata. Buona serata.